Cosa perché la sperimentazione è finita con le 4 domeniche estive. Adesso ci troviamo un po' sprovvisti di idee perché arriva l'inverno e quindi magari imperniarsi in qualcosa dove per l'amministrazione è facile dire spostiamo la domenica perché il tempo non lo permette. Al momento che tu ti organizzi magari spendendo le tue risorse per organizzare un evento e quindi poi spostarlo è una spesa che comunque tu devi sostenere. Al momento siamo quindi in stallo e quello che possiamo chiedere così su due piedi è che venga smorzato l'orario, ovvero che venga fatto un 7 del mattino 15 o se si preferisce l'orario pomeridiano dalle 15 alle 20, ma non l'intera giornata che andrebbe proprio la sessione bar a ridurre con il flusso del consumatore. E qual è l'orario? Ripeto, dalle 7 alle 15 potrebbe, soprattutto se si parla di una passeggiata a questo punto autunnale, non è male come orario dalle 7 alle 15 e lascerebbe tranquillamente lavorare i nostri colleghi in modo sereno, perché il pomeriggio è comunque un buon orario per il consumatore medio, perché qua si sta parlando troppo di difendere solo una categoria che è quella dei biker, che noi non attacchiamo e non abbiamo intenzione di attaccare, però è anche vero che non tutti sono disposti a fare 3 km per un caffè o una colazione.